come è arrivato il momento di ascoltare la relazione di Ada. No, c'è una piccola riflessione prima su quel che diceva il Presidente Cisilino sul fatto che è questo livello valoriale, ma che anche sono tante novità, per esempio, che sono post che è stata presentata Facebook per Furlan, ma stai che se anche le grandi piattaforme di comunicazione si in accorgono in un certo senso dal valore che è positivo, che può vedere di identificazione dei lingue che vengono chiamati minoritari, ma che sono in realtà minorizzati, che per sicuro è positivo. E non sburte a riflettere anche su quell'altro aspetto che sottolineava il Presidente. Beh, stai che sono tanti dei nostri giovani che purtroppo sono costretti a chiattare lavori in tal foresta, tra che ci sono anche gli esperti di Furlan, a dire la verità, perché a parte il professor Zanello che è chi no, ma tanti dai esperti poi riconosciuti e validi che vengono rispetto alla lingua furlana mi vengono in mente, vengono di là a Praga, a Barcellona, a Manchester, e vengono di là a Klagenfurt, a Flum, e une le vengono chiattate in tal Euskaleria, in tal Paese Basque, dove che già di passa un anno, troppo che tu sei la via, Ada? Un anno e mezzo. Di un anno e mezzo sta facendo un progetto, un lavoro interessante che si chiama Furleus. Furlan e Euskadi, no? Venga stai, come dire, al mesede il Friul e l'Euskadi, il Furlan e l'Euskadi che era la lingua dal Paese Basque. Perché ad Abier o ti presenti anche te con un'esclese dal tuo curriculum, io le hai conosciute anche da ur di studente, ieri me mestre, per in tai corsi di che vengono insegnate la metodologia dal CLIL. E perché ieri è di che laureati di Cafoscari che hanno portato in avanti il master sul CLIL con la professore Cunan, se non mi visi male, no? Allora, dal punto di vista tecnico, io sono esperta di plurilinguismo, di didattiche dal plurilinguismo, già di un PhD, ma vedo che, insomma, Furlan è stato al monte, non manchi, e sono ridotto Furlan che hanno voglia di sperimentare, di portare donne e buone pratiche. Ada sta facendo un progetto che mi pare che è biennale, che si intitola in collaborazione con la Euskal Herriko Universitatea, l'università dal Paese Basque. La mia pronuncia basca non stai a tenere conto perché non è granché, ma un progetto sull'educazione multilinguale comparata di una realtà come quella del Paese Basque, dove che non dico il bilinguismo, ma quasi il trilinguismo, è una pratica un'ora doprade, e invece il Friul, dove che ho ben ascoltato le difficoltà che ho ben, allora di ieri ho voluto in domandai intanto un panorama del lavoro che sta facendo e della situazione in comunità autonome basche, ma anche un parallelo con la nostra situazione per vedere dai consigli o dei indrecciamenti rispetto a ciò che può dare in fa per rendere l'attività migliore. Io le saluti e le ringrazio e gli lascio la parola con tanti ringraziamenti bananisti. Grazie mille Walter e buonasera a tutti e a tutte. Allora sì, io ringrazio tanto Walter, il professor Tomada per l'introduzione, e ringrazio tanto Gabriele e il professor Zanello per l'intervento, un lavoro interessante che ha fatto come ordinante. Grazie al gruppo di coordinamento della Lavagna Plurilinguale e in modo speciale a Matteo, al prof Fogale, per l'invito a partecipare come relatore all'incontro di UE. E chiaramente grazie a tutti e a tutte che siete presenti a ascoltarnos. Io sono onorata di essere qui e anche un gruppo emozionale
e mi dispiace stando noi si arrivati a venire a Glemone di persone e us domandi scusa per queste mancanze, per dove e per aver dovuto mettere d'ogni a tutto questo ambaradan con Skype e tutto quanto. Allora, sì, come diceva adesso Walter, dalla mia presentazione, us conterai una parte delle ricerche che sto portando in denant kit Università del País Basco, che è appunto un progetto comparativo fra comunità autonome basche e Friuli Vignesi Giulie, e che ha soprattutto acceviò di cui in questo caso specifico atteggiamenti linguistici, motivazioni e abitudini di uso dagli lingui dai due contesti. Salvando Nant. Ok, allora, tal specific, questi sono i principali argomenti che us proponerai. Allora, attaccherai con una panoramica svelta sui due contesti e qui mi fermerai un po' di più sulla comunità autonome basche, la via di corsa sul Friuli. Poi dopo mi concentrerai sui risultati che ho ottenuto nelle prime fasi di questo progetto e infine osserverai con un struc a mo' di conclusione. E dunque passiamo ai due contesti di ricerca. Che chi ha un mappa d'Europa, come che vi ho detto, a man drette, vi ho detto il Friuli, Vignesi Giulie, e a ciampe la comunità autonome basche, che si chiama dal nord della Spagna a confine con la Francia. E la comunità autonome basche, o Euskadi, è una delle 17 comunità autonome di Spagna, è stata stabilita dal 1979 e è formata da 3 province di Araba, dove si chiama la capitale Vitoria-Gasteiz, che è dove mi chiamo io come, Biscaya, dove si chiama la città di Bilbo, e Guipúzcoa, dove si chiama la città di San Sebastián Donostia. Dal 1982 è una comunità bilinguale, in dove sedi il basco, ossia l'euskara, la lingua minoritaria, sedi il spagnolo, il castigliano, sono lingue ufficiali con pari status. Le comunità autonome basche sono 631.000 locutori bilinguali e per il 60% di questi l'euskara è la prima lingua. Questa percentuale è molto più alta, sopra il 70%, per i giovani di fascia di età tra i 16 e i 24 anni e questa percentuale è cresciuta sensibilmente negli ultimi 30 anni. Di fatto, questa percentuale è pari al 25% dal 91. E come che vi ho dato di poco, la scuola è un fattore primario per promozione e revitalizzazione dell'euskara e queste riprese dal numero dei locutori è in costante crescita. E perché il sistema educativo in comunità autonome basche da spot di approvazione dal 1983 della legge che stabilisce l'uso dell'euskara a livello preuniversitari, sono 3 modelli linguistici in cui fruttis e frus possono completare i loro studi a partire da scuole d'infanzia fino a tutte le scuole secondarie. Allora, il modello A è un programma in cui il spagnolo o castigliano è il mezzo di insegnamento principale e l'euskara è insegnato come tante materie, però stiamo parlando di circa 4 o 5 ore per settimana. Il modello B invece è un programma di immersione parziale precoce in cui sia di l'euskara sia di spagnolo sono doprati tante lingue di istruzione in proporzione variabile. E il modello D, il C non esiste, perché la lettera C non esiste in euskara moderni, il modello D è un programma di immersione totale perché gli studenti hanno il spagnolo tante prime lingue e un programma di mantenimento perché hanno l'euskara come prime lingue. Da questo modello l'euskara è il mezzo di insegnamento principale e il spagnolo, il castigliano, è insegnato come tante materie per 4 o 5 ore per settimana. I dati relativi alle iscrizioni al modello A, ossia che è il spagnolo, tante lingue principali di istruzione, sono in cal costante. Infatti, come che vi ho detto, dall'anno scolastico 83-84, quando i 3 modelli sono stati inviati, la percentuale era quasi del 73% e è arrivata a 17% stiars dall'anno scolastico 2021. Il contrario è ciò che succede invece per i modelli B e soprattutto D, ossia che è il l'euskara, che invece sono in costante crescita.
Difatti il D al partiva da un 16 miec dall'83-84 e è arrivato al 65-9 dal 2021. E di bande so, l'università si chiama dove affrontare la necessità di offrire programmi di studi in euskara per via delle grandi domande di studiare mediante di queste lingue. Domande che vengono dai studenti che vogliono l'indennante con la stessa lingua di istruzione che hanno avuto le scuole dall'obbligo. L'Università del País Basco, che è la più grande e la unica università pubblica delle comunità autonome, dall'anno scolastico 2021 il 44% dei studenti era iscritto a programmi di studi con l'euskara come lingua principale di insegnamento. Come us propone un struc delle ricerche fatte in comunità autonome sul tema degli atteggiamenti verso le lingue a contatto in contesto multilinguale. Però ho fatto giusto una piccola premessa per capirsi. Quando favelin di atteggiamenti che ho fatto in riferimento alle disposizioni individuali a reagire in maniera più o meno favorevole a un'età delle lingue. E in questo caso specifico, le tre lingue che ho chiamato in considerazione sono soprattutto la lingua minoritaria, la lingua di maggioranza e l'inglese come lingua di globale. Allora, grosse ricerche sui studenti. Dal 2005 David Lassagavaster aveva chiamato un leam strength significativo, leam poi dopo confermato anche da altri studi in altri contesti internazionali, un leam significativo tra atteggiamenti linguistici di una bande, tanto che variabile dipendente, e di che altre il modello scolastico frequentato, A, B o D, e la lingua principalmente doprata in famiglie. E tra specifica aveva chiamato che chi frequentava i modelli B e soprattutto D, con l'euskara, a dimostrare in atteggiamenti un evore più positivo per l'euskara di chi invece frequentava il modello A con il castigliano. E un'influenza tanto significativa e ieri anche che delle lingue di famiglia, ossia chi adoprava l'euskara in famiglia, in chiesa, erano un evore più favorevole alle lingue di che invece adopravano il castigliano, il spagnolo. In un momento SIF, sempre David Lassagavaster, insieme col catalano Angel Huguet, ha coordinato una vastissima ricerca transnazionale a livello europeo che ha chiappato dentro 9 contesti multilinguali. Oltre alla comunità autonome basche, anche la Catalogna, la comunità valenciana, la Galizia, Malte, Bruxelles, la Frisia, l'Irlanda e il Galles. Queste volte però il target non era quello dei studenti di scuole, sino quello dai futuri insegnanti, ossia studenti universitari in formazione con l'obiettivo di diventare insegnanti dal futuro. Questi studi aveva come obiettivo che da rilevare mediante un scandalo con questionari le abitudini di uso linguistico e gli atteggiamenti dei docenti in formazione dai nuovi contesti europei. La raccolta dei dati di quel studio, pubblicata nel 2007, è stata fatta dal 2004. Però, te vierte passate, ossia fra marzo e mai dal 2022, e dunque a distanza di quasi 18 anni, ho arrivato anche io e insieme con David ho ripetuto questi scandali con gli stessi questionari. E la ripetizione di queste ricerche ha permesso di capire che è evoluta la situazione tal tempo in te comunità autonome basche. E a ben che di cambiare in maniera significativa, soprattutto con rispetto all'inglese, non cambia l'impatto che il modello scolastico e la lingua di famiglia ha producono sugli atteggiamenti linguistici dai partecipanti. La novità di questa ripetizione dal studio è che dal 2022 ho considerato anche un altro contesto multilinguale che non gli era stato contemplato al studio originario, ossia il Friuli, e che di poco sconterai appunto qualche dato comparativo dai due contesti. Ma come vi ho detto in super velocità il secondo contesto. Allora, come che tutti sapete, la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, è una delle 5 regioni autonome d'Italia
E una delle ragioni più importanti per il suo statuto speciale è la sua diversità linguistica. Ossia, tal specifico il fatto che la regione convive in ben 3 minoranze linguistiche con le loro lingue, in particolare il sloveno e il tedesco, che sono anche le lingue dai due stati di là dal confine, Slovenia e Austria, e il furlan che diversamente dal sloveno e dal tedesco è una lingua minoritaria unica, ossia una lingua che non ha status di lingua di maggioranza di nessuna bande, esattamente come il basco. E da queste chiartine ovviamente quale che è la distribuzione delle 3 comunità linguistiche in questa regione e la zona furlanofone che in arancione e che corrisponde più o meno alle 6 province di Udin, Pordenone e Gorizia e è anche la più numerosa. E stante le ultime rilevazioni sociolinguistiche di Arlef, fatte dal 2014 e pubblicate dal 2015, i dati relativi ai locutori di furlan dicono che 420.000 sono i regolari e 180.000 i occasionali, per un totale di circa 600.000 persone che fanno il furlan. Rispetto invece alle sogge legislative che conoscete già, i riferimenti principali che regolano la presenza del furlan a scuole sono che due chi, ossia la legge nazionale 4 e la legge regionale dal 2007 e appunto che regolano la presenza del furlan a scuole di regione, in particolare scuole statali e paritarie, infanzie primarie e secondarie di primo grado dal territorio furlanofono. Curiosamente, anche se l'istruzione obbligatoria in Italia arriva fino ai 16 anni e dunque a scuole secondarie di secondo grado inoltrate, e magari così no, che questo livello scolastico, che è dalla scuola superiore, non è contemplato dal quadro legislativo. E rispetto ai dati relativi alle scelte del furlan opzionale, dall'anno scolastico 2019-2020, il 67% delle famiglie da Ierlevs ha fatto queste scelte del furlan a scuole. Che sdat, che fa riferimento alle scuole dove che il furlan era effettivamente offrito, è un dato che fa tanto ben sperato, nel senso che quasi 7 famiglie su 10 decidono di approfittare dall'opportunità di avere il furlan a scuola perché i loro figli lo imparino. In caso, se vogliamo avere una lettura generale, un quadro generale e lei il numero di opzioni di furlan in rapporto alla totalità delle popolazioni di riferimento, ossia in rapporto al numero di tutti gli Ierlevs iscritti alle scuole appunto statali, paritarie, infanzie primarie e secondarie di primo grado dalle 3 province, il dato è più basso, perché si aggira intorno al 34%. E questo si spiega col fatto che evidentemente non in tutte le scuole interessate, ossia che di dentro del Lecce, il furlan viene effettivamente offrito. E questa è un peccato, un'opportunità mangiata, perché il dato che ho commentato lì sopra, che è del 67%, è un dato che dice per da buon tanto, nel senso che se il furlan viene proponuto, c'è tanti famiglie che approfittano di questa opportunità importante e lo scelgono. Rispetto invece al tema delle ricerche sugli atteggiamenti linguistici dei docenti in Friuli, al di là dei dati che si chiamano le ultime rilevazioni sociolinguistiche a cura di Arlef, non sono stati fatti altri studi. E tra specifico, da questi scandali, un piccolo gruppo di 40 docenti è stato isolato dal campione generale e si è veduto che è una differenza importante tra le opinioni sul plurilinguismo in generale, ossia senza specificare in quali lingue, e opinioni che tendono a essere più favorevoli, e il plurilinguismo considerando anche il furlan, che invece tendono a essere un pel manco favorevoli. E poi viene fuori che l'80% di questi docenti pensa che sia di giusto che il furlan sia proteggiuto con una legislazione specifica, però quando si domanda se è giusto che il furlan sia insegnato a scuole, che si sbassa al 63%. E questi risultati, anche se tirati fuori di un sottocampione piuttosto piccolo,
sono in linea con ciò che si legge in letteratura internazionale, in là che, soprattutto ai contesti monolingai, si osserva dai docenti la tendenza a pensare che l'insegnamento delle lingue di origine al sé di alc che va promovuto dome dentro le famiglie. Passiamo allora a qualche risultato sulle prime fasi di ricerca che sto facendo, prime fasi che aveva appunto come target i futuri insegnanti, ossia giovani e giovani in formazione con l'obiettivo professionale di diventare docenti in Friuli. Allora, in totale hanno partecipato al scandai 553 soggetti, 199 in Friuli e 354 in comunità basche, in maggioranza erano femminis, con un percentuale un po' più alto in Friuli che in comunità basche, e come che potete vedere qui, in tutti e due i casi il campione si divideva circa a metà tra futuri insegnanti di scuole di infanzia primarie e futuri insegnanti di scuole secondarie di primo e secondo grado. Quel che all'interno la lingua un dei partecipanti, ovvero che la situazione dei due contesti non è così differente rispetto al dato di che si declarano locutori bilingai, ossia furlan italiano di una bande e euskara castigliano di che altre, o chi indicas in giallo ai graphics. Di tutti i due bandi, circa un quarto del campione è bilingale, che è senz'altro un risultato positivo. La differenza più grossa si nota tra i percentuali relativi a chi declarano la lingua minoritarie come L1. Stant che le comunità basche hanno un 26% di locutori di euskara L1 in rosso vif tal grafic, e in Friuli invece il 5% indicato in blu. Chi ovviamente che in te comunità basche vot su dei partecipanti al scandai hanno completato il loro percorso di studi preuniversitari tal modello D, ossia tacchel con l'euskara tant che lingua principale di istruzione, e dove il 4% tal modello A col spagnolo. Perché il all'interno invece il Friuli, stant che chi ho vinto un modello scolastico con l'italiano come lingua di istruzione, tal questionario viene domandato ai partecipanti se avevano frequentato di lungo dal loro percorso di studi lezioni di o in le tre lingue di minoranza della regione, quindi furlan, tedesco e sloveno, e di inglese, tanto che lingua internazionale. O chi si vede che tutti hanno frequentato lezioni di inglese come prime lingue foreste obbligatorie a scuole, circa i 2/3 del campione alla fatto tedesco, generalmente come seconde lingue foreste, poco mancul di un terzo alla fatto furlan e dome in post hanno fatto sloveno. Queste chi investit è la competenza generale declarata des lingues de regione, che il focus alle nome sul Friuli. Quattro lingue di regione e in inglese. I partecipanti potevano scegliere tra queste quattro opzioni di risposte, ossia nessuna competenze minime, competenze buone e competenze ottime. Ovvio che il campione si concentra tra competenze ottime e buone in italiano, indicate in verde, competenze buone e ottime in inglese, indicate in blu, competenze tra minime, buone e nessune in furlan, indicate in giallo, tra minime e nessune indicate in tedesco, in gris, e tra nessune e minime par sloven indicate in rosso scuro. Se invece tu confronti la situazione tra i due contesti di ricerca, quindi Friuli e comunità basche, e quindi o ti paghi in considerazione le tre lingue, cioè lingue di minoranze, lingue di maggioranze e inglese, ovvio che di tutti i due bandi la lingua di maggioranza, italiano e spagnolo, è che registra il livello di competenze più alto e che dà a mostrare in maniera clara che questi due lingue sono senza dubbi le lingue di maggioranza appunto delle regioni, tanto sono conosciute un'evore ben di tutti. Invece la seconda lingua più conosciuta delle comunità basche è l'euskara e in Friuli la seconda è l'inglese.
l'inglese de comunità basche e il furlan in Friul sono in terza posizione rispetto appunto chiaramente alle competenze declarate. E perché il calintè, la lingua di minoranze, quindi l'euskara, in te comunità autonome basche, tutti le risposte si concentrano tra buine e ottime, mentre invece in Friuli il cluster più grosso si lucchiate tra minime, buine e nessune. L'inglese invece mostra una situazione quasi quasi contraria, tal senso che in Friuli quasi tutte le risposte si concentrano tra buine e ottime, e invece in te comunità basche il grueso di risposte è tra buine e minime. Come chi ha light pulit, questo graphic key, sono ridotte la parte dalle colonne che riguardano le lingue minoritarie, furlan e euskara, ossia, da questo graphic key ho vedute la competenza generale des linguis. Da questo graphic key ho vedute la competenza specifica des scritture. Generale des scritture. E qui la differenza è evidente, tal senso che tra gli altri lingue, ossia italiano, spagnolo, euskara e inglese, la situazione è poco differente rispetto al grafico di prima sulla competenza generale. Si nota nome un sbassamento liser complessivo, ma non è di particolarmente drammatico. Dove che si vede ridotto un cambio importante, magari così no, all'età al furlan, tal senso che, perché il che riguarda la competenza te scritture, ossia competenze che tipicamente si sviluppa a scuole, la gran parte delle risposte si concentra tra nessune e minime. Chi o passin alla parte sulle abitudini di uso des lingue scolain, tu che il focus è sul Friul Vignese, sì, sul Friul, e ovvio din che le varie persone a cui che erano presenti alle opzioni del questionario erano us de lingue col compari, mari, fradi sessurs, cui nonos, col partner, cui compagni di classe o di lezione, cui amici fuori dall'università, cui professori, cui vicini di chiesa, tes botteghi e tagli uffici. Si può notare in coerenza di Sares con i DAS che l'ha presentata prima Gabriele e il professor Zanello dal suo intervento, si può notare che l'italiano è la lingua più di spesso doprade e che l'italiano è indicato in verde. Lingua che diventa quasi esclusiva in tall'ambito educativo l'ambito educativo soprattutto con i docenti e dagli uffici, ossia dai contesti con più alto status. In dove che invece l'italiano ha ceto un po' il pass al furlan, è in famiglie, cui genitori ma soprattutto da noi, cui nonos. E da questo grafico qui, allora, il grafico è un tick pinch, per cui si fa un po' di leilu, ma lo descrivo così arrivai a capirlo meglio. O chi ha sommitudi a confronto appunto li do regioni, Friuli e comunità basche, e tal grafico vi in 3 sezioni che corrispondono alle lingue dopradis, ossia a manciampe o vin dome lingue maggioritarie. Al centro talmieci vin principalmente lingue maggioritarie, quindi principalmente lingue maggioritarie ma anche un po' di minoritarie, e a drette principalmente lingue minoritarie. E tutti i colonni colorati corrispondono alle varie categorie di persone che ho veduto tal grafico di prima, ossia genitori, nonnos, eccetera, eccetera. Dunque, se occhialin all'uso dal dome italiano cui genitori in Friul e dal dome spagnolo cui genitori de comunità basche, non si vedono queste enormi differenze. Sicura è che in te comunità basche ottiene un effetto ben più grosso di partecipanti che favelin dome o principalmente euskara con i genitori. Invece in Friul il DAT è un evore più basso rispetto alla comunità basche. È interessante notare anche il fenomeno inverso cui nonnos e cui più giovani. In Friul, cui nonnos i partecipanti tendono a favelare un po' di più il furlan,
e il contrario invece tal succede te comunità basche, là che qui nonos dopre di più spagnolo. Invece, cui giovins, ossia fra di sessurs, compagni di classe, amici fuori da università, col partner, eccetera, te comunità basche si tinta a preferire di più l'euskara e in Friuli invece si tinta ad operare l'italiano o al massimo italiano miscliciato col furlano. Là che si notano dunque le più grandi differenze tra i due contesti sono dall'uso delle lingue di minoranze qui giovins e dall'ambito educativo. Là che l'uso dell'euskara è significativamente più frequente che no l'uso del furlano. Io passiamo alle abitudini di uso delle lingue dai media, focus sul Friuli, chi le attività che avevano domandato, le opzioni di risposta, i vari item che avevano domandato al questionario, erano uso delle lingue per la televisione, per lei, per ascoltare canzoni, per ascoltare la radio, per fare ricerche su internet, dai social media e per scrivere noti personali. E qui ovviamente colonne di tre colori, il verde al corrisponde al domeo principalmente italiano, il giallo al domeo principalmente furlan e il violetto al domeo principalmente inglese o le tre lingue senza differenze. Anche qui posso notare che l'italiano è la lingua più spesso doprata in tutte le attività in questione e la unica eccezione è che da ascoltare canzoni, là che il campione si divide a metà praticamente tra italiano e inglese. Per lei e per scrivere noti personali, l'italiano diventa lingue quasi esclusive e la piccola fette che non è cuverte dall'italiano è cuverte dall'inglese. Magari così no, chi il gran assenta è il furlan che dut cas è appena presente sui social media e per scrivere noti personali. Chi, come tal grafico precedente sull'uso con la int, ovin la comparazione dei due contesti. Anche qui ovin le tre sezioni che corrispondono alle lingue dopradis, ossia dome o principalmente lingue maggioritarie, dome o principalmente lingue minoritarie, tal miece, e dome o principalmente inglese o le tre lingue senza differenze a mandrete. Tutti i coloni colorati corrispondono alle varie attività dai media che ho appena riguardate. Anche qui ovvio dire che il spagnolo, le comunità basche, anche se è doprato un'evore di più dall'euskara, è in caso manco il doprato dall'italiano in Friuli, in tutte le attività. E perché che appunto si tinta a doprare significativamente di più la lingua di minoranze. Invece la lingua di minoranza in Friuli è purtroppo quasi del tutto assente, come che avevo veduto al grafico di prima. Rispetto all'inglese invece o all'uso delle tre lingue in maniera compagne, non si notano enormi differenze tra i due contesti, anche se le comunità basche l'uso al tinta essi ligeramente più alta, sono ridotte per fare ricerche su internet, per lei e per scrivere note personali. Chi ha anche da dire che l'uso delle tre lingue senza differenze, che questo grafico per comodità ha incorporato con l'uso dell'inglese, ma l'uso delle tre lingue in maniera indifferente è un evore più comune che comunità basche che no in Friuli. Indulà che non è tanto un'abitudine doprà con la stessa frequenza italiano furlan inglese, fa che al dipende chiaramente anche de offerte, sono ridotte per lingue di minoranze. E l'ultima sezione che ho presenti è che riguarda gli atteggiamenti verso gli lingue, su cui il focus è sul Friuli, e qui, come sempre, le lingue considerate sono le quattro lingue di regione, italiano, furlan, tedesco e sloveno, più l'inglese. Ovviamente che il campione esprime gli atteggiamenti in grosse parti favorevoli, per quasi il 90%, per l'italiano, sempre indicato in verde, e per l'inglese, indicato in blu. Atteggiamenti in grosse parti, circa i 2/3, neutrali, per il tedesco, indicati in gris, e per il sloveno, indicati in rosso scuro, e per il furlan, indicati in giallo.
il Furlan registra anche un buon tierce di atteggiamenti favorevoli, dunque tal complesso, pal Furlan, tal specifico, il campione si concentra soprattutto tra atteggiamenti neutrali e favorevoli. Chi ovvia la situazione, il confronto tra i due contesti chi chiapin chiaramente in considerazione nome le tre lingue, quindi lingue di minoranze, lingue di maggioranze e inglese, e chi tiene una situazione per da buon interessante, tal senso che le comunità basche la lingua per cui si di preferite è l'euskara, che registra gli atteggiamenti più positivi, al 70%. Subito dopo arriva l'inglese al 63% e subito da ora il spagnolo al 62%. Invece la situazione si ribalta in Friuli perché la lingua che registra addirittura le disposizioni più favorevoli è l'inglese al 90%, subito da ora l'italiano all'87% e in terza posizione ovviamente l'italiano che registra circa il 32% di atteggiamenti favorevoli, come abbiamo visto dal grafico precedente. Passiamo in struc alle conclusioni. Allora, volendo concentrarsi sulla situazione del Friuli, da questo scandalo sui futuri docenti, al ven fuori che la competenza generale dal Furlan è fra minime e buine e è fra buine e ottime in inglese, come lingue foreste obbligatorie a scuole. L'alfabetizzazione è quasi inesistente per Furlan e perché difatti come che vi ho detto circa l'85% del campione al declarare nessune o minime competenze dal Furlan scritte. L'uso dal dome italiano è dominante con la int, nel senso che l'italiano va sotto dal 50%, dome talus qui nonos, e è esclusivo praticamente in ambito educativo e quasi esclusivo dagli uffici. Dal confronto con la comunità basche, soprattutto sull'uso con la int, risulta che il Furlan è una lingua che si fa vedere soprattutto in famiglie e con i più anziani. Invece l'euskara è la lingua che si fa vedere soprattutto dall'ambito educativo e in maniera significativa tra i giovani. Dai media il Furlan è praticamente inesistente e invece la presenza significativa è dall'inglese, da spo chiaramente subito dopo dall'italiano che è onnipresente. Rispetto invece agli atteggiamenti, i più favorevoli sono che i registrati rispetto all'inglese, subito seguiti da che dall'italiano, e invece per il Furlan gli atteggiamenti sono soprattutto neutrali, in gran parte neutrali. I risultati che ho presentato come riguardano i futuri docenti, ossia giovani e giovani che di chi a qualche anno andranno a formare le nuove generazioni. Nel confronto con la comunità basche risulta in maniera abbastanza evidente che la scuola è un'enclave, nel senso che la presenza stabile delle lingue di minoranze a scuole permette non solo di chiaramente conoscere meglio la lingua di un punto di vista formale, per esempio per imparare a scrivere, ma anche permette di chiappare coscienza del fatto che la lingua di minoranze può essere doprata in contesti altri, come appunto che le scuole, e che non è una lingua di serie B che va bene come quando si resta in famiglia a fare con i nonnos. Attenzione, io qui non sto dicendo che doprare la lingua in famiglia non sia importante, anzi, è ovviamente fondamentale, perché la lingua doprata in famiglia si chiama di implicazioni anche emotive, un'evore potentis, e quindi per da buon fuartis, soprattutto rispetto alla volontà di mantenere e continuare ad operare la lingua. C'è questo disint, soprattutto sulla fonte di questi das, è che l'uso delle lingue in famiglia è necessario, ma purtroppo non sufficiente di besol per fare il salto di qualità alla lingua e fa sì che venga percepita come un codice utile e con pari dignità rispetto, per esempio, all'italiano o all'inglese.
Dunque, per arrivare a fare questo salto di qualità, oltre alla famiglia, a covente anche alla scuola. Io vi ringrazio per l'attenzione, e che ricasco sono in retagatic, e se sono domande, so rispondo volentieri. Grazie. Grazie a te invece per il tuo contributo, per precisione, per completezza, per i dati che sono di una banda sorprendente, di che altre bande non si fanno un tecnico vergognato, anche a manco io personalmente sono un tecnico scaturito, ridotto sulla quantità dalla in che ritiene insomma il Furlan come una lingua insomma importante che è un lavoro più basso non nome dall'italiano ma anche dall'inglese e sulla autovalutazione degli apprendimenti dall'inglese ho già detto prima che ho su un tecnico Camillo così chiamaimi malfidante ma insomma tutte queste competenza inglese fa sin clil proprio insomma fra l'altro proprio voi mi è capitato di fare una lezione di clil per Furlan e insomma sono ridotto per quel che all'interno insomma lì le materie se insegni storie mi è capitato di fare dai scienze dai relievi Furlans di Galileo per Furlan e è stata una lezione una bella anche con che per esempio, parleva dal Mozambico, che non vorrei dire di Marilenghe, no? Ma che insomma, al capite che sono disponibili, sono ridotte a capire quale che è la realtà di riferimento che è covente porta di innanzi. Quindi grazie dal tuo contributo di precisione e di chiarezza. Io a questo punto non vorrei infinito, ma è chiaro che se qualcuno ha domande, schiarimenti, osservazioni, di domandare, interazioni, approfittando di te e dal professor Zanello per domandare, insomma, c'è che rompi la glacia è sempre dura, ma... Vi faresti complimenti per le lingue basche, se gli do un anno e mezzo che gli dà, è bravissime, ma viene pronuncia. Soy devor. Non è facile, non è facile. Il basco è una lingua che mo son devor a cercare di capire di là che salta fuori. Tal senso che dalle lingue moderni non ha le ams con nessuna lingua. E quindi sì, per il momento è una lingua isolata. Chiaramente ha subito dalle influenze dal latino, perché chi hanno convissuto per un periodo le lingue, però il basco è molto molto più, un gruppo più vecchio dal latino, quindi stiamo parlando di una lingua che va a più di 2100 anni. E è impestata, sì. Tu mi confermi la sensazione di sì. Caso, insomma, complimenti anche per questa volontà di entrare dentro di una realtà così complicata che però proprio tanti ringrazio adesso bravure identitarie e volontà di portare in dinanzi anche un discorso linguistico di specificità e di originalità in Thai Heinz e ha saputo svilupparsi anche economicamente e ha saputo chiattare dal punto di vista dal bilancio delle comunità autonome troppi risorse vengono destinati a un dato di riferimento alla tutela della lingua. Tanti, è un investimento adesso. Io ho chi sotman in il dat preciso. Dut cas, si tratta di un investimento importantone e proprio ma su tutti i livelli.
tal senso che sia dal punto di vista dall'amministrazione, sia dal punto di vista dai media e tantissimi sulla scuole sia perché il che riguarda i frus, sia l'alfabetizzazione dagli adulti. Perché chiaramente tutti che vengono magari da altre comunità dalla Spagna, che vengono dal forest e che vogliono venire a lavorare qui, il basca è necessario. Per cui... e questo è là, prima, insomma, sarebbe il primo salto di fa, è chiaro che se il Furlan venisse in qualche maniera valorizzato in tal soiesi una parte delle competenze necessarie a lavorare in una comunità dove i Furlans comunque a Fevelin in maniera così penge anche mo la lingua di minoranze, o pensi che sarebbe una motivazione anche più forte per sburtare i fantasmi in paralo e per far capire agli sfameis che il valore di queste lingue al può dare sì anche un valore economico. Sì, in linea con ciò che diceva prima il presidente Cisilino. Ecco che non sono chiatati i dati, Ada. Sì, che il chi vede basta domandare, no, che ecco, chi stucchia sono i DAS liquidati proprio dall'anno 2020 per la promozione dall'euskera a seconda del tipo di attività, disegno di entità, chi stucchia sono le cifre. 150 milioni di euro per cui che non vi ho. Esatto. Che interregione Friuli, Vignesi e Giulia. E soprattutto i DAS che la quantità più grossa va proprio lì che mi tutta la freccia rossa, ossia insegnamento, soprattutto l'alfabetizzazione, che è che vi menzionavi prima, ossia l'euskaldunizzazione sarebbe l'alfabetizzazione degli adulti, e l'amministrazione sono livelli là che ricevono finanziamento per poter portare avanti le attività. Poi palanchi, insomma. Sì. Bene. Ti ringrazio anche perché sdat che anche questo disegno come Furlan salvare di fanno pensare e forse un tecnico anche vergognato. Ma è il prodotto di una minorizzazione che viene denando di tanti tempo, che insomma non si cambia di voi a domani, in tutto caso è giusto come comunità linguistica pretende anche un... Secondo me non è tanto un discorso di assolutamente, secondo me non la mettere sul punto dal vergognarsi, assolutamente, sino altri capì che è possibile poco alla volta cambiare, cercare di migliorare un po' la situazione, perché chi entra all'orta, la comunità basca, all'anno avuto recente una dittatura e quando praticamente il basco era proibito, si era ridotto veramente in pochissimi che lo facevano. Hanno tornato tutta questa ripresa e la valorizzazione del basco, eccetera, è ripartita con gli anni 80, quindi stiamo parlando di 40 anni fa. Quindi è stata una roba, sì, graduale, però non è una realtà di sempre, ecco. È stato un impegno, sicuro, non è venuta dal vuoto al domani. Sicuro. Allora, noi siamo arrivati alle 5, che era la deadline, come dice in inglese, dal nostro appuntamento. Per da buon o si rinchi la nostra convigne, o ringrazio prendi dotto te Ada che tu sei la più lontana, ma anche il professor Zanello che ha dato un contributo fondamentale per lei i risultati di queste fotografie. Ringrazio i due altri che sono stati con noi, la Lavagna Plurilinguale che ha immaneato le iniziative e che non si è giunto per fare questo primo momento di riflessione, e il Comune di Glemone che non ha patrocinato,
E a che spunto den appuntamento all'anche al ven, sperando che i DAS delle fotografie dal 2024 a sedin miglior. Grazie a tutti e più lenghis pure vita. Mandi.